Ed eccoci qua, buonasera, buonasera amici di Telefriuli, grazie ai nostri ospiti che ci sostengono, con gli applausi non sono tantissimi perché non possiamo averne in studio tanti, però sono calorosi. Grazie e benvenuti a questo primo appuntamento con Miss in Onda. Miss in Onda Monfalcone. Questa sera proviamo un esperimento nuovo per quanto riguarda Miss Italia. Insieme all'emittente Telefriuli, insieme allo staff dell'agenzia Modashow.it abbiamo pensato di proporre la Miss, l'elezione di una Miss dedicata a una città all'interno di uno studio televisivo. Solitamente, e succede ancora, le Miss si fanno nelle piazze, durante gli eventi nelle città. Questa volta abbiamo detto, noi portiamo la piazza in televisione, valorizziamo i territori anche attraverso l'elezione di una Miss. E questa sera con noi ci saranno gli amici di Monfalcone, che io più tardi andrò a presentare, persone che molti di voi sicuramente conoscono se lavorate in quello che è il settore dello spettacolo, dell'ambiente, della cultura, del territorio di Monfalcone, ma non solo, perché sono persone che per quello che fanno sono conosciute ormai in ambito regionale. Ma iniziamo con le nostre Miss, perché ci sono delle candidate al titolo, il candidato al titolo di Miss in Onda Monfalcone. Cominciamo ufficialmente questo nuovo esperimento qui su Telefriuli. Andiamo a conoscere le ragazze, eccole, un applauso per loro. Ovviamente per il rispetto della normativa all'interno, adesso che sfilano in gruppo, devono essere munite di mascherina. Poi è chiaro che quando sfileranno una ad una faremo vedere i loro volti bellissimi, perché ci siamo quasi abituati purtroppo a vedere i volti belli anche sotto le mascherine, però bene. Ospite, madrina di questo appuntamento, una ragazza che avete già visto qui su Telefriuli in altre occasioni, ma non poteva mancare questa sera in un evento così importante. Colei che si è aggiudicata il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia nel 2020, perché sapete che Miss Italia comunque nel 2020, grazie alla nostra patron Patrizia Mirigliani, si è realizzata con caratteristiche e modalità completamente diverse dal solito, però era giusto provarci e Patrizia ce l'ha fatta, insieme a una rappresentante per ogni regione, è stata scelta e noi abbiamo qui colei che ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia, che è Marta Morsanutto. Lei arriva da Ronchis di Latisana, perché poi abbiamo Monfalcone, magari no, S finale. Prego Marta, una sfilata per te, poi si accomoderà ovviamente al tavolo giuria. Lei è sola e quindi può stare senza la mascherina, ci teniamo a distanza. Ho parlato di Monfalcone, ho parlato di questa serata che è a loro dedicata, e abbiamo una rappresentanza, come dicevo, di persone che sono molto attive sul territorio, iniziando dall'assessore alle attività produttive, marketing territoriale e cultura, Luca Fasan. Grazie a lei per essere qui con noi. Grazie. Poi abbiamo Roberto Perez, la mitica compagnia del carro, quindi complimenti anche a lei. Poi abbiamo Simone Deusanio, collaboratore culturale Monfalcone, anche musicista, tra l'altro parleremo di un evento che ha iniziato proprio oggi e quindi avremo modo di parlarne con lui. Poi abbiamo Carlo Blasini, presidente del Consorzio Esontino Giuliano delle Proloco e vicepresidente della Proloco di Monfalcone, volto notissimo anche lei. E poi Giulio Princic, guida del Museo della Cantieristica e uno storico, conosce molto bene Monfalcone, quindi questi amici ci sapranno dare tutte quelle che sono le informazioni su quella che è questa bella città. Ma io inizierei subito a chiedere a lei, assessore, perché venire a Monfalcone? Noi ci siamo visti in questi giorni, ho avuto l'onore di presentare la Notte Bianca da voi. Monfalcone è il bello di questa città, lei che è così legato al territorio. Il bello di questa città innanzitutto è che è una città dinamica che ha molto da offrire. Monfalcone è una città che ha il mare, una città che si sta esprimendo soprattutto negli ultimi 4 anni anche dal punto di vista dell'accoglimento e soprattutto degli eventi che possono in qualche modo caratterizzarla e identificarla dal punto di vista proprio della valenza storica della città e delle nostre tradizioni, si sta esprimendo in modo molto interessante. Voi infatti investite molto in cultura, perché, giustamente, per fortuna, però perché trova questa motivazione? Investiamo in cultura per un motivo molto semplice. Lei deve pensare che gli investimenti in cultura e in arte ogni anno generano in questo paese 92 miliardi.
e con l'indotto 255. Se pensa che con un recovery fund dove noi vogliamo rilanciare il paese parliamo di 200 miliardi scarsi, lei si immagina qual è il peso della cultura e dell'arte in questo paese. 1,6 sono le milioni di persone che lavorano nel comparto della cultura e dell'arte, che sono il 6,1% di tutta la forza lavoro del paese, e ogni singolo euro investito in cultura ne genera 6 o 7. Quindi questi sono numeri che fanno capire perché Monfalcone, un sindaco come quello di Monfalcone, che è sempre molto smart nell'interpretare e nel credere in queste situazioni, investe sulla cultura. E guardi, noi che facciamo spettacolo siamo qui in questa emittente, tante persone lavorano, grazie perché credete in questo, perché il vostro supporto è davvero fondamentale. Quindi grazie a Monfalcone e tutti quei comuni che credono nella cultura e nello spettacolo, e la rappresentativa di questa sera dimostra quanto ci tenete a tutto questo, quindi certo, grazie davvero. Poi avremo modo di parlarne, loro fanno anche parte della giuria, quindi io in qualche modo ho presentato anche i nostri giurati, ma adesso dobbiamo eleggere Miss in onda Monfalcone. Ragazze, sono emozionatissime, sono 11 perché anche in questo caso abbiamo avuto tante richieste, però ovviamente dobbiamo rispettare le normative, vanno rispettate, noi lo facciamo da sempre, quindi il numero deve essere per forza di cose limitato. Però, insomma, poi ci saranno altre selezioni, quindi se siete a casa magari poi nel corso della puntata vi racconterò dove potrete contattarci per iscrivervi. Io adesso mi faccio da parte perché adesso iniziamo con le concorrenti e andiamo con la concorrente numero 1, è lei che apre ufficialmente la selezione di Miss in onda Monfalcone. Prego. Buonasera a tutti, sono Gaia Capitagno, vengo da Trieste, ho 21 anni, nella vita sono una studentessa di Scienze della Formazione e dell'Educazione, pratico nuoto e sono un'allenatrice di nuoto. Grazie, concorrente numero 1. Salutiamo la concorrente numero 1, prontissima la concorrente numero 2 di fronte al nostro tricolore, prego. Salve a tutti, sono Alessia Micconi, ho 20 anni, vivo a Maiano e ho finito il liceo classico. Alessia, concorrente numero 2. La regia poi ovviamente e il nome delle nostre concorrenti. Grazie Alessia, e andiamo a conoscere la concorrente numero 3. Buonasera a tutti, sono Chiara Mesaglio, ho 19 anni, vengo da Palazzolo dello Stella. Sono una studentessa in Scienze dell'Educazione con l'obiettivo di diventare pedagogista. Molto bene. Lei è Chiara ed è pronta la concorrente numero 4 che si va a presentare. Buonasera a tutti, mi chiamo Gloria, ho 19 anni, vengo da Chiusaforte e nella vita sono un estetista. Molto bene. Numero 4. Siamo pronti con la 5. Eccola che arriva. Buonasera, io mi chiamo Sania, ho 21 anni, vengo da Basovizza, un paese in provincia di Trieste. E nella vita studio giurisprudenza, sono un'allenatrice di ginnastica ritmica e collaboro con un giornale di Trieste. Molto bene, concorrente numero 5. Concorrente numero 5. E andiamo con la prossima, che ovviamente è la numero 6. Buonasera, io sono Valentina, ho
27 anni, sono di Reale del Royale e nella vita sono una libera professionista nel campo del make-up. Molto bene, numero 6, prego. Dico molte volte il nome e il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le ragazze. Forse alcuni di voi che ci hanno visto venerdì scorso noteranno che ci sono delle ragazze che hanno già partecipato. Certo, perché il bello di Miss Italia è proprio questo. Una ragazza può partecipare alla selezione, qualora dovesse vincere e aggiudicarsi il passaggio alle finali regionali, la rivedremo in quell'occasione, le altre si possono rimettere tutte in gioco. Questo è il bello di questo concorso. Quindi fino alla fine c'è davvero un'opportunità per tutte quante loro. Oggi 6 sono le ragazze che premieremo. Le prime 3 classificate accederanno direttamente alla finale regionale. Io però vorrei portare il saluto da parte di Patrizia Mirigliani, che è stata nostra graditissima ospite la scorsa settimana. Rivolgo il mio saluto a tutte le persone presenti ed esprimo soddisfazione e gioia per essere qui rappresentata dalle ragazze di Miss Italia. Viviamo insieme stasera un momento importante del concorso. Non siamo semplici spettatori di queste giornate in cui si scandiscono i tempi della riapertura, della ripresa, della rinascita del nostro paese e del ritorno alla normalità. Siamo protagonisti, la storia siamo anche noi, oggi come nel 1946, oggi e lungo gli 82 anni di questo cammino. E siamo qui in prima fila perché non possiamo più aspettare, la bellezza non può attendere, anzi, si riparte da qui, tutti invocano l'energia, lo slancio che nasce dalla bellezza, dal senso positivo della vita, per rimettersi in marcia dopo i lunghi mesi di rinunce e di dolore causati dal Covid. Ci siamo inoltrati sulla strada giusta, ma non siamo ancora completamente al sicuro e quindi responsabilmente rispettiamo le regole ancora in atto. Allontaniamo però da noi finalmente espressioni come coprifuoco. Preferiamo ammirare l'Italia delle regioni in zona bianca e assistere al ritmo spedito delle vaccinazioni che vedono anche i giovani in fila in attesa del loro turno. Plaudo a Martina Sambucini, la ragazza romana Miss Italia 2020 che ha svolto il proprio ruolo con grande dignità in un anno di eccezionali difficoltà. È stata premiata dal mondo della comunicazione e dello spettacolo. Il suo successo, per certi versi, ricorda quello delle Miss degli anni d'oro. Plaudo alle aziende sponsor, ai responsabili regionali del concorso che hanno condiviso con me la pazienza dell'attesa, pronti a ricercare le soluzioni per il normale svolgimento delle selezioni. E saluto le 10.000 ragazze che in questi ultimi 2 anni si sono iscritte a Miss Italia. Stiamo studiando le modalità e i tempi della loro partecipazione, come ci stiamo occupando dei dettagli delle fasi finali dell'edizione 2021. Stiamo riprendendo la nostra vita, siamo felici di farlo qui con voi. Questa è Patrizia Mirigliani. Grazie Patrizia, alla quale rivolgiamo il nostro applauso, e a questo punto andiamo con un po' di pubblicità, ci vediamo subito dopo perché dobbiamo conoscere le altre Miss in gara, conoscere meglio Monfalcone, insomma tante cose da raccontare. Rimanete con noi, pubblicità. Miss in onda, anzi precisamente leggeremo il titolo di Miss in onda Monfalcone, perché questa è questa nuova idea nata da Telefriuli e dall'agenzia Modashow.it, esclusivista in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia. Quindi portare la piazza in televisione, l'elezione di una Miss all'interno di uno studio televisivo, in fondo per far conoscere al grande pubblico quelle che sono le nostre bellissime realtà, le nostre bellissime città. Abbiamo conosciuto le prime 6 candidate al titolo, non ci stavate guardando? Male, ma adesso potete vedere le prossime 5 e poi le rivedremo in body, insomma tutto quello che concerne una selezione di Miss Italia. Io mi faccio da parte e andiamo a vedere le prossime concorrenti. Eccole qui, giuria, attenzione, andiamo con la prossima. Numero 7. Buonasera, sono Beatrice, ho 20 anni e vengo da Trieste. Frequento il 2º anno di comunicazione interlinguistica applicata. Prego. Buonasera a tutti, sono Caterina, ho 21 anni e vengo da Monfalcone. Nella vita sono un'operatrice sociosanitaria. Concorrente numero 8.
prego, andiamo al numero 9. Buonasera a tutti, sono Nicole, ho 17 anni, vengo da Trieste e nella vita sono una studentessa del Liceo delle Scienze Umane e Economico-Sociale. Nicole sfila, io voglio ricordare che se qualcuno va sul sito internet, infatti è apparso adesso, se volete iscrivervi in Miss Italia, ovviamente bisogna avere tra i 18 e i 30 anni, Nicole può partecipare perché compirà 18 anni entro la fine di agosto e quindi può partecipare, quindi tra l'altro fra qualche giorno mi sembra di ricordare. Molto bene anche la numero 9. Andiamo con la numero 10. Buonasera, sono Mariam, ho 22 anni e vengo da Tavagnacco, nella vita faccio la pasticcera. Molto bene. Concorrente numero 10. Numero 11, prego. Buonasera, mi chiamo Ambra, ho 11 anni, ho 18 anni e ho appena finito il liceo scientifico Marinelli a Udine. A settembre proverò medicina, che è internazionale. Molto bene. Concorrente numero 11. Anche un po' di emozione ci sta, grazie al numero 11, perché è un gioco Miss Italia, però è un gioco importante. Pensate, queste ragazze stanno calcando un palcoscenico con un marchio che ha una storia di 82 anni, quindi una delle manifestazioni più longeve del nostro paese. E pensate che ci sono passate Sofia Loren, Gina Lollobrigida, tantissime artiste e attrici che oggi stanno spopolando in televisione e quindi l'emozione credo che si faccia sentire. Ora andiamo a rivederle a gruppi di 3. Spero di dire bene perché c'ho la Paola Rizzotti là dietro che mi sta dando tutte le indicazioni. Dico bene? Gaia, Alessia e Chiara, numero 1, 2, 3. Eccole qui. Stiamo distanziati. Quindi Gaia, numero 1, Alessia, numero 2, Chiara, numero 3. Eccole qui. Diamo la possibilità a Walter Parisotto, il nostro fotografo ufficiale, di farvi gli scatti. Grazie, potete rientrare. Sono pronte le prossime. La numero 4 che è Gloria, la numero 5 che è Sania, la numero 6 che è Valentina. Eccole qui. Gloria, numero 4, Sania, numero 5, Valentina, numero 6. Molto bene. Facciamo. Potete andare, grazie. E andiamo con Beatrice, Caterina e Micolle, che sono al numero 7, 8 e 9. Beatrice, concorrente numero 7, Caterina, numero 8, Micolle, numero 9. Click della macchina fotografica, noi sentiamo in studio. Grazie, potete rientrare. Andiamo quindi a rivedere la concorrente numero 10 e la numero 11 che chiudono questo gruppo, questo bel gruppo di concorrenti per Miss in Onda Monfalcone. Eccole qui, Miriam insieme ad Ambra, concorrente numero 10 e concorrente numero 11. Grazie. Bene, qui sullo sfondo vedete delle immagini che sono di Monfalcone, perché questa serata è Miss in Onda Monfalcone. Io andrei a vedere una clip adesso di Monfalcone e poi avremo degli ospiti con i quali parleremo. Andiamo con la clip.
complimenti assessore alle attività produttive, marketing territoriale, cultura, Luca Fasan. Questo è solo una piccolissima parte di quello che state preparando a Monfalcone quest'estate. Avete un calendario di eventi ricchissimo. Lei prima ha spiegato perché è importante, dando anche dei numeri veramente certi e precisi su quella che è l'importanza dell'investimento nella cultura, ma voi avete veramente un calendario importante. Assolutamente, qui tradotto, ecco, abbiamo questo librettino che si può trovare in tutto Monfalcone ma anche in tutto il territorio, e direi che è un programma veramente che vale la pena di venire a vedere a Monfalcone. Straordinario, e partirei dalla magia di un numero: 90, più di 90, circa 90 sono gli eventi che noi facciamo a Monfalcone. Li abbiamo spalmati su tutto il territorio, un altro grande valore. Non pensiamo solamente alla piazza di Monfalcone, al centro di Monfalcone, ma pensiamo a tutta la città. Quindi decliniamo questo grande valore degli eventi sia sui nostri rioni, sul ovviamente il nostro centro, il nostro litorale con Marina Iulia e Marina Nova, ma ovviamente anche nelle località e nelle zone più storiche di Monfalcone. Quindi pensiamo ai nostri momenti storici come la Rocca e anche come il Muca, che è il nostro fiore all'occhiello, che è il Museo della Cantieristica. Questo è il grande valore, e soprattutto abbiamo voluto, quest'anno più di altri anni ancora, abbiamo voluto coinvolgere quella che io ritengo essere il grande valore, penso un po' in tutto il territorio, ma soprattutto di Monfalcone, che sono le nostre associazioni. Abbiamo delle associazioni a Monfalcone, pensi lei, ne abbiamo 277, il dato è aggiornato ieri, lo dicevo proprio in Commissione Cultura, 277, 36 in più negli ultimi anni da quando ci siamo insediati noi, e ben 152 sono quelle culturali. Quindi un grandissimo valore che noi intendiamo sfruttare nel senso buono, e abbiamo coinvolto in questo nostro evento, e qui ce ne sono alcuni esempi. È una bella... Tra l'altro io, parlando prima, quando si chiacchierava su quello che si poteva presentare, su quello che gli accenni potevano fare, io ho notato che con le vostre iniziative riuscite a spalmarle non solo sul territorio, ma accontentando anche delle fasce economiche, quindi il commerciante, la ristorazione, non la gastronomia. Riuscite a fare anche questo in fondo è anche la vostra missione in qualche modo. Questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo. Due sono sostanzialmente gli obiettivi. Uno è ovviamente quello del messaggio, e quindi riuscire a dare a Monfalcone una serie trasversale di attività che possono essere sia ludiche che culturali, che in qualche modo possono interessare tutta la fascia di popolazione. Quindi andiamo dalle attività ovviamente musicali, andiamo dalle attività teatrali, andiamo dalle attività che riguardano più la zona del mare, ma ovviamente acconteniamo tutti. Ma quello che è importante è quello che queste attività in qualche modo possono dare come ricaduta alle nostre attività commerciali, che sono sempre nel nostro cuore, sono il punto di riferimento per la questione sociale di Monfalcone. Guarda, io la ringrazio molto, grazie per aver creduto in questo appuntamento innanzitutto. Siete voi ad aprire questo In Onda, Miss in Onda, e grazie davvero. Poi adesso andremo a parlare con altri ospiti, quindi a raccontare un po' di più quello che è Monfalcone, poi ci vediamo ovviamente. Se mi consente ancora una parola, assolutamente. Seguite ovviamente sulle pagine Facebook del Comune di Monfalcone, Monfalcone Eventi, tutti gli eventi lì sono calendarizzati, vengono aggiornati quotidianamente, e potrete vedere quotidianamente quello che Monfalcone ha da offrire. Potete rivivere quello che vi siete persi, ma soprattutto sapere in anteprima quello che potrete andare a vedere a Monfalcone. E quindi grazie davvero. Grazie a voi. E un saluto al vostro sindaco. Grazie. Alla dottoressa Cisinte. Bene, io a questo punto chiamerei qui vicino a me, ma solo per introdurlo, perché poi andiamo insieme a vedere un po' di pubblicità e sappiamo già con chi parleremo più tardi, Giulio Princic. Buonasera a lei. Guida del Museo della Cantieristica, il Muca. Uno storico, quindi attivissimo Buonasera. nella parte storica di Monfalcone. Sì, Buonasera certamente. a lei. Buonasera a tutti. Ringraziamo anche a nome dei miei colleghi per questo invito e questa occasione di dimostrare qual è stato il nostro lavoro, la nostra evoluzione. L'assessore lo sa bene, ne abbiamo parlato prima venendo qui. Monfalcone è una città che dal punto di vista culturale sta crescendo, è cresciuta molto. Come diceva l'assessore, oltre 90 sono le attività non solo culturali, ma in gran parte culturali prodotte a Monfalcone. Il Museo della Cantieristica è certamente la parte più importante dal punto di vista ricettivo e turistico della città, ma dobbiamo parlare anche della sua parte storica legata alla città murata medievale, alla dominazione veneziana, con la Rocca, simbolo della città. Io vorrei parlarne di questo in maniera più approfondita subito dopo la pubblicità. Volentieri. Lei resta qui con noi, voi restate con noi, perché andiamo a scoprire angoli e storie di Monfalcone che magari alcuni di voi non conoscono. Un po' di pubblicità, torniamo subito.
Eccoci qui, siamo ritornati in diretta su Telefriuli per questa Miss in Onda Monfalcone. Perché in Onda Monfalcone? Perché in onda le Miss sono in onda, le avete viste e le vedremo, dedicata a Monfalcone, dove andremo ad eleggere Miss in Onda Monfalcone e ricordiamo, le prime 3 classificate accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Parliamo di Miss, parliamo di bellezze, bellezze delle Miss, ma soprattutto le bellezze della città di Monfalcone. Abbiamo iniziato prima con Giulio Princic a parlare di quello che accade culturalmente a Monfalcone. Ci sono tanti aspetti legati proprio alla cultura, a quelli che sono i palazzi, la storia della vostra città. So che c'è anche una mostra che sta per arrivare. Ci vuole fare un po' un riassunto di quello che sta succedendo? Certo, c'è da dire che il tempo è sempre poco perché effettivamente le iniziative sono molte. I motivi per venire a visitare Monfalcone sono tantissimi perché spaziamo, appunto, come dicevo, dalla città murata, dalla città antica, possiamo parlare della Monfalcone medievale patriarcale, abbiamo la Rocca a cui offriamo visite guidate il sabato e la domenica, a testimonianza della dominazione veneziana, tuttora presente con questo grande simbolo della città. Abbiamo il Parco della Grande Guerra, il parco tematico della Grande Guerra per gli appassionati di Carso, per gli appassionati di questa parte della nostra storia. Abbiamo il Museo della Cantieristica, che è il cuore dell'offerta turistica monfalconese e ovviamente della vocazione navalmeccanica della città. Certo. E infine la galleria a cui l'assessore so che tiene particolarmente, la Galleria d'Arte Contemporanea del Comune di Monfalcone, che sta offrendo una serie di mostre particolarmente interessanti e particolarmente valevoli di attenzione, anche a livello più ampio di quello locale, regionale e internazionale addirittura, direi, tra cui quell'ultima che abbiamo finito di montare. Siamo agli sgoccioli proprio in queste ore, vengo da lì io fondamentalmente, la mostra di Piero Conestabo, un grande artista triestino utilizzante delle tecniche molto varie e particolari, e invito tutti a venirla a vedere perché è effettivamente la ciliegina sulla torta dell'impegno culturale e dell'impegno turistico del Comune di Monfalcone. Da quando partirà? Partirà giovedì 15. Quindi fra meno di una settimana si può andare a visitare. Le chiedo un'ultima informazione. Se una persona vuole conoscere, come ha detto prima giustamente l'assessore, c'è una pagina Facebook, c'è internet che può aiutare per sapere le iniziative, c'è un ufficio al quale ci si può rivolgere, anche voi vi affidate ai social, un sito internet dove si possono sapere eventualmente non solo le mostre ma anche le visite guidate, come si possono organizzare? Allora, per quanto ci riguarda nel Museo della Cantieristica, noi ovviamente abbiamo social, Facebook, Instagram, le mie colleghe lo seguono assiduamente giorno e notte, rispondono a mail giorno e notte, potete trovare sul nostro sito Museo della Cantieristica, potete trovare tutte le informazioni relative alle visite guidate che possono essere prenotate sia telefonicamente sia via mail. Per quanto riguarda la Rocca, si può ottenere qualsiasi tipo di informazioni, tra cui appunto anche la prenotazione delle visite guidate attraverso l'ufficio relazioni per il pubblico del Comune di Monfalcone, ufficio relazione per il pubblico del Comune di Monfalcone che è tra l'altro il referente principale a cui bisogna scrivere o contattare se si vuole fare quello che è uno dei giri più importanti della nostra offerta turistica, e cioè il giro all'interno del cantiere, dello stabilimento vero e proprio. È un giro in pullman, è un giro molto interessante che ovviamente in mattinata si divide tra museo, quindi tra passato, presente e futuro e situazione attuale della navalmeccanica non solo monfalconese, italiana e mondiale. Molto bene, noi la ringraziamo. Grazie. Appuntamento anche in questo caso a Monfalcone. Giulio Princic, grazie davvero, Grazie per essere stato nostro ospite. Io mi faccio da parte perché è il momento di vedere le nostre concorrenti. Adesso c'è l'uscita importantissima anche in quella in body. Perché è importante per le concorrenti? Perché questo è il momento nel quale la giuria va a dare il voto definitivo. Quindi andiamo a rivederle in ordine come le abbiamo conosciute prima. La giuria si arma di scheda giuria e penne e andiamo con la concorrente numero 1 che è Gaia. Prego Gaia. 22 anni di Trieste. Gaia, concorrente numero 1. Concorrente numero 1, Gaia, studentessa in scienze della formazione ed educazione e poi, abbiamo scoperto prima, appassionata di nuoto. Gaia, concorrente numero 1. Alessia, numero 2, 20 anni di Maiano. Ha finito il liceo classico e si è iscritta a giurisprudenza. Alessia, concorrente numero 2.
E ovviamente è il momento della numero 3. Lei è Chiara, 19 anni, di Palazzolo dello Stella, quindi dalla provincia di Udine. Studentessa anche Chiara, concorrente numero 3. Salutiamo Chiara e diamo il benvenuto a Gloria, concorrente numero 4. 19 anni, di Chiusaforte, quindi dalla provincia di Udine. Lei fa l'estetista. Gloria, concorrente numero 4. Ed è la volta della concorrente numero 5, lei è Sania. 21 anni, di Basovizza, provincia di Trieste, studentessa in giurisprudenza, insegna ginnastica ritmica e sta già collaborando con un giornale del suo territorio. Concorrente numero 5, Sania. E quindi Valentina. Valentina, 27 anni, arriva da Qualso di Reana del Roiale e fa la truccatrice. Molto bene, grazie, facciamo un applauso, lo meritano. Altro ospite, diamo il tempo, sì, ha finito di votare perché, ripeto, i nostri ospiti fanno parte della giuria, ho visto che ha appoggiato la sua scheda. Altro ospite che ci raggiunge qui è Carlo Blasini, presidente del Consorzio Isontino Giuliano delle Proloco e vicepresidente della Proloco di Monfalcone. Io mi faccio da parte, Carlo, perché dobbiamo mantenere le distanze. Michele, buonasera. Ben trovato. Ciao Michele, buonasera a tutti. Che piacere. Ma figurati, facciamo dai. Lo stesso mestiere più o meno e quindi ci diamo del siamo tu, disoccupati tutti e due, esatto, da un anno po' e di mezzo. tempo circa. Ma non è vero, siamo qui e ci divertiamo. Siamo qua dai. per divertirci e soprattutto è molto bello partecipare a questa trasmissione, è una bellissima iniziativa. Ringrazio Telefriuli, ringrazio te, ringrazio anche l'assessore Fasan che ha voluto la Proloco vicino a sé in questo appuntamento importantissimo. Grazie a tutti quanti. Insomma, abbiamo parlato di eventi a Monfalcone, tanti eventi, il ruolo della Proloco. Beh, il ruolo della Proloco, come sappiamo, i ruoli delle Proloco è quello di conservare il patrimonio storico-artistico, conservare le tradizioni. Noi siamo i custodi della chiave, dello scrigno delle vecchie cose, le tradizioni, quelle che non devono mai scomparire, le abbiamo imparate dai nonni, dobbiamo riportarle ai nostri nipoti. Nel caso specifico della Proloco di Monfalcone noi abbiamo un grande compito, quello di portare avanti quelle che sono le tradizioni più importanti della città e non a caso cito il Carnevale di Monfalcone, che le prime note, penso un po' del Carnevale, risalgono al 1362. Ci sono delle foto bellissime, delle immagini. In questa fotografia qua mi si può forse riconoscere lì alla sinistra nel ruolo del notaio Tollo Grataiol che mi onoro di interpretare ogni anno a fianco del grande mitico Signor Anzoleto Postier. Il Carnevale per noi è una tradizione importantissima che non è stata mai trascurata, solamente nel periodo delle due guerre per ovvi motivi, però è stata sempre portata avanti. Anche quest'anno, nonostante le restrizioni, il problema che tutti quanti sappiamo, abbiamo cercato ugualmente di poter fare perlomeno un cenno per poter continuare la storia, quella che è la tradizione. Abbiamo fatto il testamento famoso che noi facciamo ogni anno a mezzogiorno in punto dalla loggia del comune con Signor Anzoleto. Lo abbiamo fatto quest'anno in streaming, ovviamente, no? Perché non si poteva fare certamente altro. Noi speriamo vivamente che per il prossimo anno tutto si risolva, di poter tornare nel nostro grande bagno di folla della Piazza della Repubblica con il testamento e la grande sfilata di carri, una sfilata veramente a livello regionale. Poi, come altro appuntamento importante, abbiamo la festa del vino, storica anche questa, nata nel 1957, portata avanti con entusiasmo, grande lavoro dalla squadra dell'equipe
VIP che vado a salutare, dei miei colleghi della Proloco di Monfalcone, sempre attenti e volenterosi nel portare avanti quelli che sono i nostri scopi e le nostre cose. Un altro appuntamento importante per Monfalcone è il Canta Festival della Bisiacaria, un appuntamento canoro che è giunto alla 17ª edizione, dove noi scopriamo nuovi talenti che cantano in bisiaco, ovviamente, rigorosamente in bisiac. E ovviamente qua è una serata molto importante, anche perché scopriamo, come dicevo, nuovi talenti, una serata molto divertente, anche perché ogni anno abbiamo il piacere di avere degli ospiti molto importanti, personaggi che arrivano anche dal mondo di Zelig, e soprattutto, ecco qua vediamo in questo caso il grande mago che abbiamo avuto ospite 2 anni fa, e anche in questo caso è un appuntamento che mi onoro di presentare, di condurre, oltre che averlo, diciamo, inventato, tra virgolette, come appuntamento. La Proloco, diciamo, di Monfalcone è molto impegnata e soprattutto siamo contenti di esserlo. Adesso io non so se è più l'assessore Fasan che fa lavorare voi della Proloco con gli eventi che organizza, o siete più, da lontano, o siete più voi che date lavoro all'assessore Fasan. Mi sembra di capire che siete un binomio insieme, senza nulla togliere ovviamente agli altri ospiti. Siete una bella squadra, credo che vi date da fare. Guarda Michele, posso dirti una cosa, che abbiamo una collaborazione molto stretta, siamo sempre a contatto diretto, diciamo braccio gomito a gomito, proprio per l'organizzazione degli eventi. Prima che arrivasse il Covid. Prima che arrivasse il Covid, esatto, no, sicuramente, adesso siamo con 1 metro di distanza, e nell'amministrazione, nell'assessore Fasan, nel nostro sindaco abbiamo sempre trovato la risposta ai quesiti che abbiamo chiesto, alle cose che abbiamo voluto fare, la collaborazione e soprattutto l'entusiasmo di essere vicini a noi e portare avanti assieme, Proloco e amministrazione comunale, questi grandi appuntamenti che per la città sono fondamentali, specialmente in questi momenti dove la gente ha bisogno di un punto di riferimento, tornare nelle piazze, tornare tra di noi, essere vicini, il contatto che ci è mancato per tantissimo tempo, e questo è anche proprio uno degli scopi della Proloco, ovviamente sempre a braccetto con l'amministrazione comunale. Guarda, hai detto tutto. Carlo Blasini ci lancia la pubblicità e siamo a posto. Guarda, fai anche E a questo punto, dopo tante chiacchiere, un attimo di pausa con un break pubblicitario. Grazie a Carlo Blasini. Ci vediamo subito. Miss in onda, e questa sera, attraverso la bellezza delle nostre concorrenti, Miss in onda valido ovviamente per Miss Italia, andiamo a parlare anche di Monfalcone, perché questo è questo nuovo progetto televisivo che vede coinvolte Telefriuli e l'agenzia Modashow.it. Portiamo le piazze in televisione. Per tanti anni Miss Italia, e lo fa tuttora ovviamente, si va nelle piazze più belle, più prestigiose, perché Miss Italia è anche un veicolo promozionale. Bene, questa volta qui a Telefriuli abbiamo deciso di invertire un po' i ruoli. Portiamo qui le piazze e oggi stiamo conoscendo delle cose di Monfalcone straordinarie. Monfalcone la conosciamo in molti, sappiamo quelle che sono le sue caratteristiche, ma magari non le abbiamo mai approfondite. Bene, questa trasmissione credo che stia proprio aiutando, grazie ai nostri ospiti, a farci sapere qualcosa in più di molto molto importante. Io adesso mi metto nell'angolino perché dobbiamo ancora vedere le ultime 5 concorrenti. La giuria è prontissima e quindi andiamo con la concorrente numero 7, che è Beatrice, 20 anni di Trieste, studentessa in comunicazione, interlinguistica applicata, studentessa universitaria. Concorrente numero 7, Beatrice. Caterina, concorrente numero 8, 21 anni. Caterina arriva da Monfalcone, operatrice socio-sanitaria. Caterina, concorrente numero 8. E poi abbiamo Micol, concorrente numero 9. Nicole ha 17 anni, arriva da Santa Croce, Trieste. Studentessa al liceo di Scienze Umane Economico. Nicole, concorrente numero 9, come ci dice anche la grafica che possiamo vedere. Miriam, tocca a te. Miriam, concorrente numero 10.
e tutte le ragazze sono munite di mascherina al braccio perché se la tolgono sono i momenti in cui escono proprio in scena. 22 anni di Tavagnacco, fa la pasticcera. La numero 10, Miriam. E quindi chiude il gruppo Ambra, concorrente numero 11. 18 anni, Ambra, di Povoletto, studentessa al liceo scientifico e si è iscritta in medicina. Il suo sogno, ci raccontava prima, sarebbe quello di diventare medico. Ambra, concorrente numero 11. Ed ora le andiamo a rivedere a gruppi di 3, così anche la giuria può rivederle. 1, 2, 3, Gaia, Alessia e Chiara. La nostra Gaia, seguita da Alessia, e poi c'è Chiara. Qualche istante, così possiamo ammirare da casa, diamo la possibilità al nostro fotografo Walter Parisotto di fare gli scatti e poi potete rientrare. Grazie. Siamo pronti per le prossime, che sono Gloria la numero 4, Sania la numero 5 e Valentina la numero 6. Gloria, Sania, Valentina. Grazie. Beatrice, Caterina e Nicole, la numero 7, la numero 8 e la numero 9. Beatrice, Caterina e Nicole. Grazie. Chiude il gruppo la numero 10 e la numero 11. Miriam e Ambra. Numero 10 Miriam, numero 11 Ambra. Grazie. Non siamo in tanti, ma facciamo un bel applauso. Voi da casa so che state facendo la ola in questo momento per le nostre ragazze. Guardate, è veramente un bel gruppo di ragazze, mi fa piacere, poi dinamiche, fresche, insomma, belle ragazze, sono le ragazze di Miss Italia in fondo, cioè, c'è poco da fare. Andiamo con un altro ospite, torniamo a parlare di Monfalcone, ma io partirei con un video per introdurlo e poi lo conosciamo qui in studio. Andiamo. Eccoci qua. Simone Deusanio. Buonasera. Grazie dell'ospitalità. Immagino, grazie a voi per essere qui. Collaboratore culturale di Monfalcone. Una parola importante per raccontare il Moca Festival che comincia oggi. Parliamo del Moca Festival perché parte oggi, dico bene. Guarda, il Moca parte oggi con grande impegno da parte di tutta l'amministrazione comunale e da parte anche nostra. Il bello del Moca è che l'amministrazione vuole collaborare anche con associazioni giovanili e quindi collaboriamo con questi Axreos, che è un'associazione che nasce dai 15, sono dai 15 ai 25 anni. Tramite loro promuoviamo della musica inedita, quindi chiamiamo gruppi del nostro territorio più gruppi esterni, quindi compongono, scrivono musica e noi li promuoviamo e noi ci impegniamo per questa cosa. Moca è un acronimo di Monfalcone Centro Arena. Perfetto. Collaboratore culturale a Monfalcone. Io questa sera mi rendo conto che veramente ce n'è di lavoro da fare. Ce n'è tantissimo. A parte il Moca, di che cosa si occupa in generale? Allora, il Moca, come ripeto, si occupa di produrre artisti emergenti e di musica inedita. Questo è il punto. Con l'assessore Luca Fasan abbiamo concordato e deciso di portarlo nei vari centri della città e quindi si divide in 3 palchi
dove in orari diversi si esibiscono questi artisti. Che bello, la soddisfazione di un musicista, perché io so che lei è un musicista, abbiamo visto, poter aiutare e comunque dare spazio, visibilità alla creatività. Assolutamente, è una cosa molto importante. Lei però ha fatto delle collaborazioni anche molto importanti. Noi abbiamo visto questo piccolo video, un estratto proprio per introdurla, però insomma so che lei è un nome io nasco importante. violinista e musica classica, sono cantante lirico, quindi mi dedico all'opera e ho lavorato con quasi tutti gli artisti italiani attuali. E non purtroppo, qualcuno purtroppo ci ha lasciato. Beh, noi la ringraziamo e soprattutto complimenti perché un esperto del settore segue la musica, segue questi giovani, tra virgolette, comunque di quest'estate, quindi ci fa molto piacere ed è un onore. Sì, la mia proposta è stata accolta da parte del mio comune di Monfalcone, grazie all'assessore che mi ha chiamato un giorno, quindi davanti a un nostro affezionatissimo, posso dirlo, Ugo Spritz, abbiamo deciso di coordinare questo festival. Questa è la 4ª edizione, ne sono contentissimo perché il sacrificio e la fatica che si fa in questo periodo è notevole. È notevole e quindi noi ci siamo in questo. Ma le cose belle nascono alle 5 del mattino di fronte non erano proprio le 5 del mattino, a una cena, però, no, ma dico insomma, un buon aperitivo fa sempre piacere. La ringrazio e Grazie complimenti e ovviamente anche in questo caso seguite i social, vedo che ci stanno dando una mano proprio nello schermo, quindi Moca, Monfalcone, Centro Arena, ci sono delle pagine Facebook e quindi potete essere informati sull'andamento della manifestazione. C'è tutto. Grazie Simone, grazie a lei, davvero grazie. Bene, abbiamo parlato di musica e c'è un ospite musicale. Adesso siamo in diretta, quindi nei camerini si stanno sistemando, perché ovviamente anche nei camerini noi dobbiamo rispettare assolutamente quelle che sono normative, quindi distanziamenti e tutto il resto. La Paola Rizzotti mi ha fatto ok, e quando la Paola Rizzotti fa ok non posso non presentare un'amica che sono felicissimo sia qui con noi, Nicole Viotto. Vieni Nicole! Buonasera. Una cantante che a me fa sempre piacere avere perché la ricordo giovanissima, tra l'altro in una trasmissione televisiva che andò in onda su Telefriuli, Canta Junior, un concorso canoro al tempo per bambini. Oggi Nicole è cresciuta e ci piacque molto già in quell'occasione, infatti le facemmo affrontare la finale regionale di Miss Italia in Veneto in piazza Aurora Jesolo di fronte a 3-4 mila persone e lei da sola col microfono, piccolissima, li ha incantati tutti quanti. Ed è continuato questo rapporto con loro e tra l'altro, non vi dico nulla adesso, ve lo dico dopo, ma abbiamo scoperto che casualmente c'è anche un legame di Nicole e della sua famiglia con Monfalcone, ma ora non vi dico nulla, voglio farvela ascoltare mentre canta. Nicole, cosa ci presenti? L'ultimo addio di Annalisa. Siete pronti? Con noi Nicole Viotto. Vai! Grazie. La strada neanche la guardavi, andavi veloce. Facevi Elvis, io ridevo senza un perché. I treni persi il lunedì, le notti di Amsterdam. E mi piaceva andare a letto con te. Tutte le volte come l'ultima da vivere. E giro intorno e non mi fermo mai. Sono uguale a te e anche se affondo non ti accorgerai che sei con me. Ciò che provo io non è più importante. Fare a modo mio non ha mai risolto niente. Sei l'ultimo addio per me. Ma forse è stato solo un sogno, un colpo di testa. Sempre in ritardo sulla vita e su di me. E litigare per un giorno senza guardarsi mai. Tu mi dicevi non fidarti di me,
io volevo solo te. E giro intorno e non mi fermo mai, sono uguale a te. E anche se affondo non ti accorgerai che sei con me. Ciò che provo io non è più importante. Fare a modo mio non ha mai risolto niente. Sei l'ultimo addio per me. Sei l'ultimo addio per me. Ora guido io, sempre guido io, vedrai. E giro intorno e non mi fermo mai, sono uguale a te. E anche se affondo non ti accorgerai che sei con me. Ciò che provo io non è più importante. Fare a modo mio non ha mai risolto niente. Sei l'ultimo addio per me. Grazie. Bravissima Nicole, bravissima, brava Nicole, noi la vedremo anche più tardi, non finisce qui la sua esibizione, voce rigorosamente dal vivo, adesso andiamo con un po' di pubblicità. Grazie. Nicole Viotto. Grazie. Pubblicità. E continuiamo con la nostra Miss in Onda. Altro ospite degli amici di Monfalcone, della città di Monfalcone. Con noi Roberto Perez, Compagnia del Carro. Innanzitutto buonasera. Buonasera Michele. E le chiedo, perché poi Telefriuli sa che è seguita grazie a internet in tutto il mondo, in streaming, abbiamo tante persone che si collegano, ci rivedono i filmati su YouTube, quindi io immagino a persone che ci guardano dall'estero o anche dall'Italia, che cos'è la Compagnia del Carro di Monfalcone, di che cosa si occupa? Beh, la Compagnia del Carro innanzitutto è basata in un altro paese vicino a Monfalcone, però abbiamo trovato un buon nido a Monfalcone. Noi grazie a questo comune che abbiamo avuto una bella partnership in questi ultimi 4 anni. Diciamo la Compagnia del Carro è nata facendo carri di carnevale 30 anni fa, poi è da 13 anni che organizziamo il Festival Internazionale degli Artisti di Strada del Friuli Venezia Giulia. Importantissimo. Che abbiamo creato un bel tessuto a livello mondiale e quello che ci ha fatto piacere veramente è stata la sfida che abbiamo fatto e l'abbiamo vinta assieme al comune di Monfalcone l'altro anno, in un periodo molto difficile. Ci incrociavamo con delle video call per pianificare questi spettacoli. In tutto il mondo annullavano i festival del teatro in strada. Noi assieme a Luca, il suo ufficio, abbiamo trovato la cosa giusta per riuscire a farlo. Quindi siamo riusciti a fare il festival a Monfalcone l'altro anno, nonostante tutto il mondo annullava questi festival in strada. Siamo riusciti a dar lavoro agli artisti che stavano soffrendo perché non trovavano dove andare a lavorare e abbiamo fatto un po' divertire le persone, nonostante tutte le restrizioni che c'erano. Che bel Quindi, segnale però che avete dato, che segnale forte e bello. Complimenti a lei, ovviamente a tutto lo staff che ha organizzato tutto questo. I progetti di questo festival invece come li state sviluppando? Quali sono gli obiettivi futuri? Questo festival è nato 13 anni fa, quando ero un po' più giovane, anch'io avevo i pantaloni corti, facevo anch'io l'artista da strada. Io ero un trampoliere, per esempio. Quindi andavamo a fare i nostri corsi sotto il tendone da circo, si andava in Austria, in Germania, in Francia, finché siamo arrivati al punto un po' vecchiotti, quindi un po' datati diciamo, e abbiamo detto ok, dobbiamo farlo da noi. E quindi adesso aspettiamo che passi questa pandemia che ha massacrato un po' tutto e riprenderemo alla grande, lavorare in diverse piazze in regione, anche fuori regione, come avevamo già fatto a suo tempo, coinvolgendo tutti questi artisti che poi sono nostri amici. Ormai è come una grande famiglia per noi con questi artisti che vengono da tutte le parti del mondo ed è bello vederli una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, è bello rincontrarci. Poi è veramente una famiglia perché veramente è un ambiente
molto legato. Guardi, io le faccio complimenti ovviamente anche da parte di tutti quanti noi, ci vediamo quindi a Monfalcone al più presto possibile per rivedere tanto spettacolo degli artisti da strada che creano una magia, amici, che è qualcosa di straordinario. Se non avete avuto modo di vedere, andate, guardate questi festival perché vi immergete in un mondo, io lo dico sempre, felliniano, cioè riuscite a creare quella magia, quell'atmosfera che è davvero straordinaria, quindi grazie. Diciamo sono cose che non si vedono più per le strade. Gli appuntamenti che abbiamo a Monfalcone del Festival Internazionale degli Artisti della Strada e Friuli Venezia Giulia sono il 30, 31 luglio e 1 agosto in centro. Sì. Poi avremo anche 2 giornate, quindi la settimana successiva, il 6 e il 7 a Marina Iulia. Poi ci saranno altre date in giro per il Friuli comunque. Però queste sono le prime e le più importanti. E le abbiamo anticipate noi, grazie. Grazie a lei grazie. E complimenti, grazie. Grazie. Grazie a Roberto Perez, grazie davvero. Bene, l'abbiamo annunciata all'inizio, l'abbiamo lasciata seduta tra i nostri ospiti in giuria. Tengo a precisare, non ha votato, perché ovviamente tra l'altro conosce anche alcune ragazze che hanno partecipato, quindi non ha diritto di voto, ma c'è con noi, pronta, sempre più bella, Miss Friuli Venezia Giulia 2020, Marta Morsanutto. Prego Marta! Buonasera. Al centro, sempre più bella, questa ragazza, ci stiamo frequentando, ovviamente, non fraintendete, stiamo frequentando con tutta la squadra di Miss Italia Friuli Venezia Giulia in queste serate. Marta, tu hai vissuto un'esperienza straordinaria, perché dire fai la finale di Miss Italia, vabbè, lo fanno in tante, le prefinaliste sono tante, ma fare la finale di Miss Italia nel 2020, nell'anno più complicato, quando tutto sembrava perduto, in realtà Patrizia Mirigliani ha detto no, io voglio dare un segnale, anche da queste piccole cose, si vede, la Miss Italia la facciamo, la faremo con una ragazza per ogni regione, andremo a modificare quello che è magari il canone classico della finale di Miss Italia, ma ci siamo. E Marta è stata scelta. La finale Miss Friuli Venezia Giulia 2020, cosa significa per te questo titolo in quest'anno così particolare, mentre vediamo delle immagini bellissime fatte alle finali di Roma? Allora, come dici tu, Michele, fai la finale, ok, l'hanno fatta tutti gli anni, continuano a farla, fai la finale col Covid, è un po' diverso, sicuramente è stata una prova di coraggio, per me è stato davvero un grande passo, perché inizialmente ero un po' scoraggiata, però poi ho pensato che forse era giusto anche dare un messaggio a casa, al pubblico e a tutta la nostra nazione e al mondo, continuare a inseguire un obiettivo. Penso che io, come tante altre ragazze, abbiamo dato davvero un buon segno. Credo proprio di sì. Rinascita. Senti, vedere, tu l'anno scorso però hai fatto una parte, l'anno scorso le selezioni di Miss Italia erano iniziate, poi Paola Rizzotti e tutto lo staff si è deciso che era veramente complicato, nel senso che rispettare le norme metteva dei grossi vincoli e secondo noi le ragazze devono fondamentalmente, prima di tutto, divertirsi. Poi c'è anche l'aspetto della gara, ma devono divertirsi. E quindi tu hai avuto la possibilità però di partecipare a un paio di selezioni. Rivedere queste ragazze come eri tu l'anno scorso, quale emozione provi? Che sensazioni provi? Guarda, io ho fatto una selezione, ne ho fatta soltanto una l'anno scorso ed è stata veramente un boom. Dentro di me ero tutta agitata e ho rivisto la loro agitazione, che poi è una bellissima emozione, anche qui, anche la scorsa settimana a Lignano in una selezione in cui ero presente, e ogni volta che io vedo le ragazze passarmi di fronte è sempre un'emozione, ho i brividi, perché so che cosa vuol dire fare questi passi davanti a un pubblico, in questo caso davanti a una TV, quindi è un'emozione. Consiglieresti alle ragazze di provarci? Assolutamente sì. Io penso di essere cambiata davvero tanto, perché mi sono messa in gioco, sono diventata molto più sicura di me stessa. E poi ho provato sempre emozioni bellissime, ho conosciuto nuove persone e ho avuto la possibilità di fare tante nuove esperienze. Sogno nel cassetto, come ti vedi in futuro? Cosa vorresti fare? Allora, diciamo che io ho molti obiettivi, sto cercando di costruirmi, di formarmi in più campi. Uno è quello della moda e l'altro è quello della bellezza, il campo estetico, quindi io sto continuando a fare corsi di formazione per quanto riguarda il trucco e la nail art, e spero di un domani costruire qualcosa tutto mio. Idee chiare. Queste sono le ragazze di Miss Italia, ragazzi. Marta Morsanutto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie davvero, Marta.
Ed ora sapete cosa facciamo? Ma le rivediamo le grandi protagoniste di questa selezione con Miss in Onda Monfalcone, perché questo è il primo titolo, mi sposto, e andiamo a vederle. Siete pronte? Eccole qui, prego, avanti, avanti, vieni avanti pure, numero 1 Gaia. Le rivediamo in un altro passaggio. Gaia numero 1. Prego. Si prepara davanti al tricolore Alessia, la numero 2. Vogliamo farle rivedere a tutti quanti voi, la giuria le ha già votate, questa è proprio un'uscita a favore del pubblico, magari per coloro che si sono appena sintonizzati. Prego Alessia. Concorrente numero 2, Alessia di Maiano. E si prepara anche Chiara di fronte al nostro tricolore. Grazie Alessia. Chiara, concorrente numero 3. Chiara arriva da Palazzolo dello Stella, quindi dalla provincia di Udine. E vedo prepararsi di fronte al tricolore dopo Chiara Gloria. Concorso con il numero 4. Vedo prontissima Sania, concorrente numero 5. Molto bene. Valentina si sta preparando di fronte al tricolore, la concorrente numero 6. Qualso di Reana del Royale, provincia di Udine. Molto bene anche Valentina. E vedo pronta Beatrice, concorrente numero 7. Queste sono state le grandi protagoniste di questa puntata. Questa sera e più tardi conosceremo il nome della vincitrice di Miss in Onda Monfalcone, perché a loro è dedicata questa puntata, agli amici di Monfalcone e alla città di Monfalcone. Caterina, concorrente numero 8. Caterina, concorrente numero 8. Lei di Monfalcone. E poi sarà interrogata da tutti quanti. Andiamo con la numero 9, Nicole. Stanno facendo dietro le quinte i conteggi, la giuria, stanno facendo tutti come si suole in ogni selezione di Miss Italia. Grazie. È pronta Mariam, numero 10, scusa. Mariam. Quindi, dopo Mariam, numero 10, abbiamo Ambra, la concorrente numero 11. Bene anche Ambra, numero 11. Prossima concorrente, la pubblicità. E poi scopriremo la vincitrice di Miss in Onda Monfalcone. Pubblicità!
E siamo pronti fra qualche istante per scoprire la vincitrice del titolo di Miss in Onda Monfalcone. Attenzione, titolo valido per la missione alle finali regionali di Miss Italia. Quindi per diventare Miss Italia in questi 80 anni, 82 anni di concorso, cosa si deve fare? Per diventare Miss Italia bisogna fare le selezioni. Fatte le selezioni si devono vincere, si va alle finali regionali. Dalle finali regionali la vincitrice di ogni finale regionale va alla prefinale nazionale e poi si va alla finale. E poi, ovviamente, una tra tutte diventa Miss Italia. Le tre ragazze, le prime tre classificate di questa sera andranno direttamente alle finali regionali. Significa che il primo passo di avvicinamento verso la finalissima questa sera ci sarà e quindi per loro è un momento molto importante. Ma nell'attesa io mi faccio da parte perché torna a trovarci un ospite che prima ci ha fatto una bellissima canzone e adesso ci interpreterà 2 brani con noi, Nicole Viotto. Prego Nicole. Allora, io cercherò di riassumere perché la storia ce la siamo raccontata quando eravamo in ingresso prima di iniziare. Nicole Viotto è di Caorle e ho scoperto casualmente, ma veramente casualmente, che un parente del papà di Nicole aveva delle attività a Marina Iulia, ne parlavamo prima con l'assessore Fasan, quindi pensate la casualità di tutto questo e quindi mi fa piacere. Noi abbiamo chiamato Nicole perché è già stata nostra ospite, la chiamiamo molto volentieri, sarà ospite di tante serate di Miss Italia sia in Friuli Venezia Giulia che in Veneto, ma poi c'è stata questa cosa che ho scoperto oggi. Nicole, i titoli delle canzoni che ci presenti? Allora, canto Sono solo parole di Noemi e Just Friend di Gavin DeGraw. Siete pronti? Con noi e la sua bellissima e straordinaria voce, Nicole Viotto. Grazie. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che il domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. Per
Grazie. I saw you there that night, standing in the dark. You were acting so in love, with your hair apart is hard. Now you ain't just friends, and that's what you said. Now I know better. From the splinters in your hair, I forgive you for what you've done. If you say that I'm the one, are there other options too? But all I want is you. Girl, your body's feel like golden girls, and you're showing me we were to love, while you were just friends. At least that's what you said. Now I know better. From the fingers in your hair, I forgive you for what you've done. If you say that I'm the one, it's not my style to lay it on the line, but you don't leave me with a choice this time. What is your tone? Oh, you know why I trust in you. Just friends, at least that's what you say. Now I know better. From the fingers in your hair, I forgive you for what you've done. If you say that I'm the one, we're just friends. At least that's what you said. Now I know better. If you say that I'm the one, I'll forgive you for what you've done. If you say that I'm the one, I'll forgive you for what you've done. If you say I'm the one, I'll forgive you. Grazie. Brava! Arriva l'applauso, non lo sentite dal camerino, c'è stato un boato. Brava Nicole, grazie per esserci venuta a trovare e in bocca al lupo per le tante tue belle cose. Grazie a Nicole e grazie ai suoi genitori che sono qui, che l'hanno accompagnata perché è ancora giovanissima. Grazie davvero anche a voi, grazie. Bene, allora adesso arriva il momento più bello per chi fa una serata come Miss Italia, perché è il momento delle premiazioni. È bello perché si percepisce l'entusiasmo delle ragazze. Al tempo stesso, insomma, qualche ragazza potrebbe avere le prime delusioni, ma non bisogna mai mollare, non dovete mai demordere, ragazze. Questo lo dico a coloro che mi stanno ascoltando nel camerino, perché questa sera andremo a premiarne 6. Le prime 3 accederanno direttamente alle finali regionali, ma attenzione perché voi potrete ripresentarvi nelle prossime puntate di Miss in Onda e ovviamente nelle selezioni che faremo in presenza dal vivo. Allora, come avviene la premiazione? Purtroppo la premiazione avviene in maniera anomala rispetto a come siamo abituati di solito. Non ci può essere il quadro di tutte le concorrenti. Insieme andremo, loro non sanno nulla in camerino, io le andrò a chiamare dal palco e usciranno una alla volta. La sesta classificata sarà premiata dall'assessore Luca Fasan, quindi io le inviterei a venire qui con microfono. Abbiamo un microfono, vediamo se qualcuno glielo porta all'assessore, mentre io voglio ringraziare intanto Fabio Di Bernardo alla regia, facciamo un applauso per lui, Chiara Miscoria che ha curato l'audio e poi Francesco Snidelo che è qui di fronte a me
l'operatore. Posso spostarmi? Sì, io adesso mi sposto da questa parte. Il microfono gli hanno dato, assessore? Sono microfonato. Ah, scusi, è vero, lei è già microfonato di l'assessore è microfonato. Scusi. Allora, lei ha la fascia della sesta classificata e poi premierà la prima. Però le chiedo com'è andata questa sera e un'ultima cosa su Monfalcone, forza, per invitare i nostri amici a venire a trovare. Beh, direi che è stata una trasmissione fantastica, le ragazze sono state tutte ed è stato molto difficile riuscire a capire quale poteva, perché sono tutte bellissime. La trasmissione è stata straordinaria, è stata una grandissima opportunità per Monfalcone che ha messo, come lo stavo dicendo prima, sul piatto tantissimi eventi, quindi è una città da venire a visitare sia per la bellezza e per ciò che offre, sia per gli eventi che abbiamo. Abbiamo, va anche detto, un punto yacht molto importante a Monfalcone per l'assistenza ai turisti in via Sant'Ambrogio. Potrete trovare al punto yacht appunto del personale qualificato che vi potrà indirizzare ovviamente a quelle che sono le risorse di Monfalcone, ne abbiamo fatto riferimento prima, ma anche dove poter cenare, dove potersi intrattenere piacevolmente durante le serate. E poi ricordiamoci che stiamo già mettendo in atto quello che sarà anche il programma, questo è un passaggio che voglio dire perché so che il sindaco ma anche tutti noi ci teniamo molto, a settembre ci saranno tutta una serie di eventi, tra cui anche la festa della danza, ma poi quello che è dal 22 al 26 settembre, che è il grande valore su cui noi puntiamo molto, che è Geografie, che anche quest'anno, una rassegna dove portiamo i più grandi autori italiani, abbiamo avuto momenti straordinari in cui abbiamo portato De Bortoli, abbiamo portato Cazzullo, abbiamo portato i grandi nomi, le grandi penne italiane, Valerio Massimo Manfredi, e stiamo già lavorando alla prossima edizione che sarà sicuramente una grande cosa. Molto bene, andiamo tutti a Monfalcone che ha tenuto a battesimo questa prima puntata di Miss in Onda, sesta classificata. Pronto a consegnare la fascia, poi se la indosserà lei, la concorrente numero 10, Miriam Dao di Tavagnacco. Dov'è Miriam? Eccola! È bello sentire l'applauso che arriva da dietro le quinte, che glielo fanno le sue amiche. Miriam, ci sei? Vieni a prendere, ovviamente tutti mascherati, insomma questo è doveroso per le avete viste, le nostre ragazze conosciute. Grazie, grazie Miriam. Assessore, ci vediamo dopo. Miriam al centro per un'inquadratura e poi ti salutiamo, ti rimandiamo in camerino e ci vediamo più tardi per le foto di rito. Grazie Miriam Dao, sesta classificata. E ora andiamo con Giulio Princic che abbiamo conosciuto prima con la quinta classificata. C'è? Venga pure qui al centro della scena. Quinta classificata. La concorrente, eccolo qui, pronto. Quinta classificata, la concorrente numero 11, Ambra Civaschi di Povoletto, provincia di Udine. È lei che sta arrivando. Loro non sanno nulla, c'è l'emozione, io non so cosa. Io proporrei, Fabio, la prossima settimana di mettere una telecamera lì dietro per vedere le reazioni che hanno le ragazze. Tanto si cambia in un'altra sala, quindi non c'è problema. Complimenti, non ti preoccupare, è l'emozione, è l'emozione. Grazie, grazie. Fermati qui tu, concorrente, lei può accomodarsi al centro del palco, ma non ti preoccupare, siamo non ti strozzare. L'hai messa, hai visto come? Mettitela bene. Eccole qui in inquadratura per la nostra quinta classificata, Ambra. Grazie. Puoi andare, ci vediamo più tardi. Simone De Usanio per premiare la quarta classificata. Buonasera Simone, anche a lei. Quarta classificata è la concorrente numero 6, Valentina Petris di Chiusaforte. Valentina, eccola qui. Facciamo un applauso per Valentina Petris, quarta classificata. Grazie Valentina. E a questo punto Roberto Perez va a premiare la terza classificata. Titolo importantissimo perché consente alla vincitrice di questo titolo di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. La terza classificata va al titolo di Miss B-Match, uno dei partner per quanto riguarda la conciatura di Miss Italia 2021. Terza classificata è la concorrente numero 8, Caterina Desiderio di Monfalcone. È lei. Terza classificata, quindi ammessa alle finali regionali di Miss Italia. È svenuta? Ah no, c'è. Caterina, concorrente numero 8, terza classificata. La consegna, perfetto. Vediamo se Caterina la indossa nella maniera giusta. Certo che la indossa nella maniera giusta. Eccola qui, Caterina Desiderio. Grazie. Carlo Blasini. Carlo, sei tu che vai a consegnare la fascia alla seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza. Rocchetta la conosciamo tutti, l'acqua di Miss Italia, secondo posto, quindi anche per lei la missione diretta alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Carlo andrà a premiare la concorrente numero 5, Sania Zagar di Basovizza.
al centro, viene con sé. Carlo fa spettacolo, sa tutto, lui. Eccolo qui, vedi? Grazie, puoi indossare la fascia. Grazie Carlo. Guardate che bravi, tac, se le indossano. Un applauso per lei, che arriva da pubblico e arriva da casa. Miss Rocchetta, Sania Zagar, ammessa alle finali regionali di Miss Italia Friuli Venezia Giulia, ma attenzione, Miss in onda Monfalcone, prima serata che segniamo questo titolo. Ovviamente l'assessore Fasan sul palco con noi. Vorrei anche Paola Rizzotti, responsabile agenzia modashow.it. C'è Paola? Microfono. Paola è donna di regia, sul palco lei bisogna sempre, ma noi riusciremo a fare dire. Visto? Com'è andata Paola? Molto molto bene, c'è tantissima emozione come giusto che sia e sono tutte in trepida attesa di sapere chi è la Miss in onda Monfalcone. Io voglio un applauso per tutte le ragazze di questa sera però, perché lo meritano tutte, sono state bravissime. Marta, avvicinati anche tu dove puoi stare, non lo so, perché avete la mascherina, comunque siete abbastanza tutelati. Bene, a questo punto il nome della vincitrice del titolo di Miss in onda Monfalcone è la concorrente numero 7, Beatrice, la monaca di Trieste. Vieni Beatrice. Il titolo di Miss in onda Monfalcone è tutto tuo. Ho visto che Fabio si è collegato col dietro le quinte. C'era la telecamera. Vai Beatrice, questa fascia è tua, ti viene consegnata dall'assessore Fasan del comune di Monfalcone. E insieme a te sul palco, Marta, non si possono dare i baci, non ci si può abbracciare come sarebbe bello, però questa fascia vale perché ti porta alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Complimenti a te, io ringrazio l'assessore Fasan che faccio accomodare a posto come si dice a scuola. Paola Rizzotti, vedo che le ragazze dietro ti reclamano, abbiamo fatto un'inquadratura, si vedeva cosa stava succedendo dietro. Grazie Paola, straordinaria come sempre, lei che riesce a sistemare tutto quello che riguarda dietro le quinte, curare la regia nel dietro le quinte. Grazie Marta Morsanutto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020, ma a questo punto questo applauso lo facciamo a Miss in onda Monfalcone. E come abbiamo fatto un applauso per Nicole Viotto, la nostra cantante ci ha fatto sentire delle canzoni straordinarie, non so Nicole se dietro le quinte, facciamo un applauso per Nicole, facciamo un applauso per lei e a questo punto chiudiamo come abbiamo fatto l'altra settimana. Vieni Nicole, prenditi l'applauso qui, facciamo un applauso per Nicole, scappa via perché sei senza mascherina. E a questo punto un'inquadratura su di lei, perché lei ha vinto il titolo di Miss in onda Monfalcone, questo nuovo progetto che vede Miss Telefriuli protagonista insieme a Miss Italia e ovviamente all'agenzia modashow.it. Noi ci vediamo venerdì prossimo, ciao, grazie.